ci sono decine di migliaia di vicentini e sono quegli stessi vicentini che l'altro giorno sul Corriere della Sera il sindaco Ulvec ha definito imbecilli. Quelle parole sul Corriere dimostrano ancora una volta che oltre ad avere un sindaco irresponsabile abbiamo anche un sindaco che usa parole da bifolco e si dimostra un grande maleducato. Dovrebbe chiedere scusa a tutti noi per averci definiti imbecilli, così come dovrebbe scusarsi con la città che amministra per non averla difesa e tutelata come era suo dovere e aver permesso e favorito il progetto della base. Come tutti sapete, da oltre un anno a Vicenza stiamo combattendo una difficile battaglia. Dire no al Dalmolin significa dire sì alla difesa e conservazione dei beni comuni e del nostro territorio nel nome delle future generazioni. Dire no al Dalmolin significa dire sì ad un futuro di pace e di dialogo tra i popoli, in cui il rispetto per l'uomo prevalga sulla prepotenza delle armi. Dire no al Dalmolin significa dire sì ad una politica che veda la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali che li riguardano. Dire no al Dalmolin significa anche dar voce a tutte le donne, uomini e bambini che sono vittime ogni giorno della follia della guerra. Noi dobbiamo urlare forte il nostro no, anche per loro che non hanno voce. Dire no al Dalmolin significa dire sì, un fortissimo sì al futuro. Siamo soli nella nostra battaglia, ma in questi 3 giorni abbiamo vicini tanti amici, sia italiani che europei che statunitensi. Spesso mi chiedo come sia possibile che le alte gerarchie della Chiesa, così pronte a difendere in maniera determinata valori morali, non aprano bocca e non spendano una parola su un valore universale che sovrasta tutti gli altri, la pace e la convivenza pacifica tra i popoli.